Per la morte del 46enne Fabio Da Prat, il pubblico ministero della Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro con l'ipotesi di omicidio colposo. Si tratta del 45enne legale rappresentante della RG Impianti di Salzano, l'impresa da cui Da Prat, residente a San Bruson di Dolo, era stato regolarmente assunto. L'episodio risale allo scorso 29 novembre, quando il 46enne, durante una manutenzione dell'impianto antincendio al Pallaturismo di Jesolo insieme a un giovane collega, è stato violentemente colpito da una bombola carica di argone e azoto che, una volta disinstallata, ha iniziato a sfiatare, trasformandosi in una sorta di razzo impazzito che l'ha investito in pieno senza lasciargli scampo. Il suo collega è invece riuscito a salvarsi. Troppi i punti di domanda, vista anche l'esperienza dell'uomo, motivo per cui i familiari avevano deciso di rivolgersi ai legali dello studio 3A per far luce sulla vicenda. Nel frattempo, nei giorni scorsi, il Pallaturismo è stato dissequestrato. Ma il datore di lavoro di Da Prat non è l'unico a essere stato iscritto nel registro degli indagati. Stessa sorte è toccata ad altre 5 persone per l'incidente avvenuto a Fusina nei giorni scorsi in un capannone della Ecoprogetto SRL, società partecipata di Veritas, e in cui ha perso la vita il 49enne originario di Gela, residente nel bergamasco Francesco Gallo. Anche in questo caso l'ipotesi d'accusa formulata è di omicidio colposo, in relazione ad alcune omissioni di cautele nel garantire la sicurezza all'interno del cantiere, che si stava occupando dell'adeguamento del capannone per poter ospitare operazioni di trattamento dei rifiuti. Stando ai primi rilievi, infatti, quando Gallo è precipitato da 5 metri d'altezza, di testa, non indossava il caschetto né l'imbragatura. Si attende l'esito dell'autopsia.